Ma c'è una dicotomia tra quello che prevede la legge regionale del Veneto, che prevede un'unica convocazione primaverile, e quello che comunque dovrebbe essere una convocazione prevista allo scadere di 5 anni, che è in autunno. Stiamo facendo le verifiche giuridiche nella totale serenità per capire quale sia, diciamo, la norma prevalente che ci debba guidare nella convocazione delle urne, quindi se sarà autunno piuttosto che primavera. Direi che primavera sarebbe migliore semplicemente per un fatto, perché si andrebbe a spendere molti milioni di meno, visto e considerato che tutti gli altri enti eletti assieme a questa regione, faccio l'esempio del Comune di Venezia, vanno al voto esattamente a maggio 2026, esattamente ovviamente molti mesi dopo la Regione Veneto. Ma no, ma c'è assolutamente, noi abbiamo, penso che fino a 3 mesi prima possiamo assolutamente muoverci. Considerate che il termine ultimo nostro, se vediamo la convocazione autunnale, è se non ricordo male, il 25 o il 23 di novembre. Sulle elezioni è innegabile che ci sia la legge regionale che parla di un'unica finestra primaverile, ed è altrettanto vero che poi c'è il tema della possibilità di fare le elezioni in autunno. Stiamo facendo un approfondimento giuridico e poi quello che ne verrà fuori sarà, diciamo, esattamente la risultanza sulla convocazione delle elezioni. Il futuro di Zaia? Glielo volevo chiedere io a lei.